Circa 40 degli oltre 1000 passeggeri che lo scorso 23 aprile si trovavano a bordo della nave MSC Sinfonia, rimasta bloccata per quasi 30 ore a Porto Marghera, si sono rivolti a un'associazione che tutela i consumatori per chiedere un risarcimento danni. Quel giorno la nave avrebbe dovuto salpare alle 16 per una crociera di una settimana con diverse mete, tra cui Grecia e Montenegro, ma a causa di un guasto tecnico è riuscita a ripartire solamente il giorno seguente alle 21. In quelle 30 ore i passeggeri sono quindi rimasti bloccati a Porto Marghera con vista container. Per porre rimedio, la compagnia ha offerto una visita a Venezia, a cui hanno partecipato circa 500 passeggeri. Per la partenza ritardata ha invece stabilito un risarcimento del 30% sulla spesa totale. I passeggeri della class action però chiedono di più. Un rimborso dei 3/5 della spesa sostenuta per la crociera, oltre a 500 euro a testa per la vacanza rovinata e comunicazione inadeguata. Secondo quanto riferiscono dei passeggeri, alcune mete previste nella crociera sono saltate, quindi non avrebbero potuto visitare né Santorini né Mykonos. Ecco perché chiedono un risarcimento maggiore. La diffida è già stata inoltrata all'MSC.